ovattato del concorso ippico internazionale romano e sta per avere inizio la seconda manche di questo Gran Premio Roma. Due percorsi differenti: al percorso base 56 binomi, 14 qualificati nella seconda manche, dunque il miglior 25%, 3 binomi italiani, 9 di questi 14 binomi si presentano con il netto. Abbiamo 3 binomi con 4 penalità, uno di questi è quello composto da Pier Giorgio Bucci e White King. Pier Giorgio Bucci, nato nell'agosto del 75 all'Aquila e dall'aprile del 2003 compete per l'esercito italiano indossando i colori del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, una sezione sportiva che ultimamente ha deciso di investire molto nel campo del salto ostacoli per dare un contributo in un momento estremamente difficile. Intanto sono 4 le penalità per Pier Giorgio Bucci e White King in seconda manche, un totale di 8 penalità. La classifica verrà stilata in base alla somma delle penalità ottenute nella prima e nella seconda manche da ciascun binomio. In caso di parità per la vittoria fra 2 o più binomi ci sarà un barrage. Naturalmente in caso di ulteriore parità classificherà il tempo realizzato in questo barrage ed è tempo di dare un'occhiata al percorso di questa seconda manche, percorso ideato dal direttore di campo Giovanni Bussu. 8 gli ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione, una gabbia, la velocità di 400 metri al minuto, la lunghezza del tracciato di 380 metri, il tempo massimo accordato di 57 secondi, il tempo limite di 114 secondi. Ora i connotati di questo percorso, mentre è già in campo per la Gran Bretagna Team Stockdale con Fresh Direct Percival, castrone nato nel 1992. Anche questo binomio si presenta al secondo giro con 4 penalità. Vi dicevo del percorso. Si parte con il verticale, cancello e barriere 1,48, poi le tavole e barriere un largo 1,48 per 1,60, un altro Oxer 1,50 per 1,60, quindi l'ostacolo numero 14, le tavole 1,60 m, un Oxer numero 15 di cancello e barriere 1,50 per 1,70, poi il verticale su fosso con barriere 1,60, quindi i due elementi di quella che originariamente nel primo percorso era una doppia gabbia. In ingresso le tavole e barriere, un verticale di 1,55 m, in uscita un largo 1,48 per 1,60, la chiusura con il Colosseo, l'ostacolo che ricorda il Colosseo, una triplice di 1,60 per 2 metri, dunque considerevoli anche le dimensioni di questo ultimo ostacolo. Mentre abbiamo il totale anche per Team Stockdale, in sella Fresh Direct Percival, estremamente regolare nel suo cammino il cavaliere inglese. Sono 8 le penalità complessive per Team Stockdale, squadra inglese che si è ben comportata in Coppa, una Coppa vinta per il terzo anno consecutivo dalla Francia, direi dominata dalla squadra francese, con l'Italia mestamente all'ultimo posto, in 8ª posizione. In seconda posizione invece l'Irlanda, che ha ottenuto qualche successo anche a livello individuale. Continua intanto la rassegna dei binomi con 4 penalità. Ludo Philip Paerts per il Belgio, in sella a Parco, cavallo intero nato nel 1992, di origine belga. Ludo Philip Paerts è nato nel giugno del 63, quarto individuale ai Giochi Olimpici di Sydney. Cavaliere di grande esperienza che ha ottenuto anche diversi piazzamenti, soprattutto con la sua squadra nei campionati europei. Ludo Philip Paerts con Parco. Andiamo a vedere anche cosa è successo nei giorni precedenti. Nella giornata inaugurale una vittoria per Vincenzo Chimirri, Ascol Cleosfer nella categoria tempo, poi nella categoria mista vittoria di Shane Carey, Irlanda, con Shannon Dale. Nella categoria 2 fasi vittoria per Michel Robert, Francia, con Olympia. Intanto
Sono 4 le penalità per Ludo Philip Paerts. C'è una discrepanza fra quanto annunciato dallo speaker e quanto appare sul tabellone, ma è percorso netto, non ci sono stati errori per Ludo Philip Paerts, che dunque si porta al comando della graduatoria provvisoria con un totale di 4 penalità, il primo netto in questa seconda manche. Nel secondo giorno la categoria mista ha visto il successo italiano di Carlo Roggiani con Cobus, in Coppa delle Nazioni vittoria per la Francia, e poi in notturna la categoria di caccia è stata appannaggio di Rodrigo Pessoa, il brasiliano, con Gandini Bianca Domari. Rodrigo, che ama molto questa città e questo concorso, proprio a Roma si è laureato campione del mondo ai World Equestrian Games. Ieri nella categoria 2 fasi ancora successo azzurro grazie ad Emanuele Fiorelli con Gibus de Mont. Nella categoria mista il piccolo Gran Premio, vittoria di Rodrigo Pessoa con Hermès Saint-Lois. Secondo posto per quello che può essere considerato il nuovo beniamino del pubblico romano, il giapponese Ryuma Hirota, un secondo posto inatteso per lui, che ha in qualche modo dissacrato tutto il cerimoniale di premiazione, non stava letteralmente nella pelle, un piazzamento di prestigio per l'estroverso Ryuma Hirota. E poi la categoria di potenza con l'inglese Keith Shore in sella Free Spirit, capace di vincere superando il muro a 2,10 metri. In giornata si è disputata anche una categoria a punti, vittoria irlandese con Sean Carey davanti a Carlo Roggiani, uno dei più positivi degli atleti azzurri. In terza posizione il giovane Piero Migliorini al debutto qui a Piazza di Siena. Ed ora avremo in campo due binomi che si presentano in seconda manche con una penalità ottenuta per un'infrazione di tempo. Nessun errore agli ostacoli comunque per il grande Michel Robert e per Galet Duzet, un castrone nato nel 1994 di origine francese. Grandissima classe per Michel Robert, che è stato campione del mondo a squadre nel 92 a Dublino, terzo individuale, e poi medaglia d'argento ai campionati europei nel 93 a Gijón. Ha vinto 2 volte i giochi del Mediterraneo, è stato 4 volte campione nazionale di Francia, uno degli assi di questa disciplina. Michel Robert, già bersaglio in una categoria in questa 71esima edizione. Superata la gabbia. Bene anche sull'ultimo ostacolo, e dunque percorso netto in 55 e 70, ma c'è una penalità. Una penalità per Michel Robert. E Galet Duzet confermano il risultato della prima, vedremo se riuscirà a fare altrettanto per l'Italia. Cristian Pizianti su Sarset. Il percorso è netto, dunque 1 il totale per il binomio transalpino, che era rimasto nel tempo accordato in questa seconda manche. Intanto un'immagine rallentata del percorso del francese che ci è offerta dalle telecamere dell'Esterna 1 di Roma, affidate nella circostanza alla regista Anna Cristina Giustiniani. Ora per l'Italia, Cristian Pizianti, Montag Sarset. Anche per il binomio azzurro una penalità per infrazione di tempo. Pizianti è nato nel settembre del 72 a Milano. Per Pizianti debutto agonistico in campo internazionale a soli 16 anni. Non gli è andata bene ai campionati assoluti ai Pratoni del Vivaro quest'anno, che ha disputato con Ocean Pearl. Si sta comportando molto bene Sarset, atteso dalla gabbia, e non c'è errore fin qui. Ultimo ostacolo, il largo Colosseo, e gli applausi del pubblico di Piazza di Siena per il netto di Cristian Pizianti, 54 e 39, il suo totale è di 1. E dunque va ad appaiare Michel Robert in testa alla classifica. Davvero un peccato per quell'infrazione di tempo, è comunque molto soddisfatto
Cristian Pizzianti della sua prestazione, non potrebbe essere altrimenti. Lo ricordiamo, lo scorso anno questo cavaliere ha stabilito il record per Piazza di Siena, aggiudicandosi in coabitazione con Luis Felipe de Acevedo la categoria di potenza, superando il muro a 2,32 m. Davvero raggiante Cristian Pizzianti. Ed ora per la Francia Christian Hermont monta Efeb Forever, cavallo nato nel 1992, un Self Français. Christian Hermont, uno dei vincitori della Coppa di venerdì, una Francia capace di schierare due squadre totalmente diverse alla Bowl e qui a Roma nelle prime due tappe di quella che viene denominata Super League, e per l'Italia sarà arduo riuscire a mantenere la permanenza nell'elite d'eccellenza. Ricordo che una squadra retrocede, però sono ancora tante le tappe da disputare. Dopo Roma ci sarà San Gallo in Svizzera, poi Aquisgrana in Germania, Eiksted in Gran Bretagna, Dublino in Irlanda, Rotterdam in Olanda, poi la chiusura con la finale fissata a Barcellona in Spagna. Bene sul verticale rustico su fosso Christian Hermont, superata anche la gabbia, e poi piegata a mano destra per affrontare l'Oxer conclusivo. Bene anche qui, e dunque è il primo doppio netto di questo Gran Premio Roma. Il totale dopo due percorsi per Christian Hermont è di 0 e dunque si qualifica per l'eventuale barrage. Dico eventuale, ma è probabile che ci sarà un barrage, perché ci sono ancora 8 binomi prima della fine di questa seconda manche. A 0 penalità. Naturalmente l'obiettivo di tutti gli avversari di Hermont che ora entreranno in campo a partire da 8 binomi ancora, il prossimo prestigioso, quello composto da Nick Skelton per la Gran Bretagna ed Arco Terzo, cavallo intero di origine tedesca, nato nel 1994, un Oldenburg. Nick Skelton, lo ricordiamo, già campione europeo individuale nel lontano 1975, poi nella rassegna continentale 3 volte medaglia d'oro a squadre, ai campionati del mondo un bronzo nel 86, un argento a squadre e ancora un bronzo, 2 bronzi con l'Equipe per un cavaliere di livello assoluto che è rimasto per diverse stagioni lontano dall'attività agonistica a causa di un brutto incidente, e questo è il primo Gran Premio che affronta dopo aver superato quell'infortunio molto grave che addirittura aveva fatto pensare a un ritiro dall'attività agonistica. Comunque Nick Skelton è qui pimpante per dare una mano a una squadra inglese che cerca di risollevarsi dopo il periodo non certo roseo, legato soprattutto al declino dei 2 fratelli John Michael Whittaker. La gabbia per Nick Skelton, la sua classe al di là dell'Oxer, ancora un ostacolo e poi potremo ufficializzare il barrage. Arriva il netto, un'occhiata anche al cronometro, 54:23, dunque ci sarà il barrage in questo Gran Premio Roma. Qualificati per il momento Christian Hermont, Francia, e Nick Skelton, Gran Bretagna. Ora per l'Italia Gianni Govoni, Loro Piana Avinia, femmina nata nel 1989. Gianni è nato a Finale Emilia nel 1967, i due devono riscattare l'opaca prestazione fornita in Coppa delle Nazioni venerdì, devono cioè presentare il loro volto migliore in questo Gran Premio Roma. Già è motivo di conforto aver apprezzato il loro netto in prima manche. Ci auguriamo di vedere Gianni Govoni e Loro Piana Avinia, per intenderci, nell'assetto splendido mostrato a Jerez de la Frontera, quando per un soffio non centrarono la finale a 4 dei campionati del mondo, 5° posto assoluto. L'Oxer per Gianni Govoni, il verticale di tavole molto delicato, bene anche sull'ostacolo successivo.
superato anche questo verticale ed ora è il momento della gabbia. Superato il dritto, bene anche sul largo. Ora un'accelerazione richiesta da Gianni Govoni che va ad affrontare l'ultimo largo, vuol tenere sveglia Avinia che riesce nel netto e dunque un parziale riscatto per Gianni Govoni che non poteva deluderci in sella Loro Piana Avinia. Avremmo giurato sulla competitività di questo binomio e l'hanno dimostrata in questo Gran Premio Roma. Non ci voleva davvero la giornata storta di venerdì scorso in Coppa, d'altronde una giornata negativa può capitare. Si qualificano per il barrage di questo Gran Premio Roma Gianni Govoni e Loro Piana Avinia, ed ora ancora per la Francia Édouard Coupery monta Fort de la Hardière, 35 di testiera. Coupery nato nell'agosto del 1956. Ha vinto il campionato nazionale una volta, si è imposto anche con la squadra ai Giochi del Mediterraneo, è comunque cavaliere di discreta esperienza. Anche lui alfiere della squadra francese che ha riempito per il terzo anno consecutivo la Coppa di Champagne. Bene sulle tavole. È un pomeriggio davvero infuocato per gli amanti dei cavalli. Intanto arrivano le prime 4 penalità per il binomio francese. Grande trotto a Stoccolma con l'Elite Lop vinta da From Above a sorpresa, che ha messo nel sacco il favorito Victory Tilly e il suo rivale più dichiarato Scarlet Knight, che hanno lottato a lungo. Notizie anche per quanto riguarda il settore del concorso completo con l'Internazionale di Saumur, appannaggio di Pip Funnel, con il nostro Fabio Magni in quarta posizione. Intanto sono 4 le penalità per Édouard Coupery, che dunque non si qualifica per il barrage. Per ora 3 i qualificati: Christian Hermont, Nick Skelton, Gianni Govoni, davvero una bella compagnia. Per il Belgio Jos Lansing monta Kumano Z, un castrone nato nel 93, di origine tedesca, un Holsteiner dal mantello grigio, sempre molto elegante. Jos Lansing che ha cominciato la sua attività agonistica gareggiando per l'Olanda, ora rafforza una squadra belga che, se in giornata di grazia, può costituire un ostacolo durissimo un po' per tutti. Dopo Lansing vedremo all'opera Bruno Brooks-Cole, Niklaus Schurtenberger, Conor Swail e Thomas Butliner, che era stato il più veloce fra i netti in prima manche. Errore all'elemento d'uscita della gabbia. Largo Colosseo. Rimangono 4 le penalità per Jos Lansing, che vede dunque sfumare la possibilità del barrage. Ancora un alfiere francese, Bruno Brooks-Cole, monta Dylan de Chef, castrone di 12 anni, un seul français. E dunque Francia che fa sul serio anche in quella che è la più attesa gara individuale, dopo aver dominato la prova a squadre, la Coppa delle Nazioni. Vi volevo ricordare che Rodrigo Pessoa non si è qualificato per la seconda manche. 2 penalità, 2 errori, 8 penalità in sella a Lianos. Bruno Brooks-Cole è nato nel febbraio del 1959, lo scorso anno medaglia di bronzo ai campionati nazionali disputatisi a Fontainebleau. Naturalmente in casa Italia
c'è molta delusione per il risultato.